Proseguono i lavori allo stadio Friuli per la costruzione delle nuove tribune e nonostante siano giorni di festa ci sono comunque operai in cantiere per alcune opere che evidentemente possono essere realizzate in questo periodo senza l'ausilio delle ruspe. Il cantiere va avanti, la curva nord è già a buon punto, ma adesso con una carrellata del nostro operatore Fabio Revez vi mostreremo a che punto è arrivata la struttura portante dello stadio, perché man mano che passano i giorni continuano ad essere aggiunti pezzi alla struttura. Stiamo vedendo la copertura che sta prendendo forma anche con il tetto oltre la struttura portante. Poi, continuando ancora verso i distinti, andiamo a vedere come i piloni abbiano già superato il centrocampo, ma anche la tribuna che sta prendendo forma ha già raggiunto il centrocampo, la metà del campo. Quindi si continua a lavorare e sentiamo adesso anche distintamente il rumore di un generatore che attiva un carrello elevatore, quindi si lavora alacremente per consentire ai tifosi dell'Udinese di poter godere di questo impianto nei tempi previsti. Ci sono dei piccoli ritardi che, come abbiamo già detto in precedenti servizi, sono stati causati da un'estate particolarmente piovosa. La situazione è tuttavia sotto controllo, siamo nei ritardi che possono essere tranquillamente previsti per opere di così lunga durata e importanza. Fatto sta però che davvero si può ammirare giorno dopo giorno questo stadio crescere dalle ceneri del vecchio stadio Friuli. Sta nascendo il nuovo stadio Friuli e presto la curva nord potrà essere messa a disposizione dei tifosi e man mano gli altri settori dello stadio. I'm bulletproof, nothing to lose, far away. Causati da un'estate particolarmente piovosa. La situazione è tuttavia sotto controllo, siamo nei ritardi che possono essere tranquillamente previsti per opere di così lunga durata e importanza. Fatto sta però che sentiamo adesso anche distintamente il rumore di un generatore che attiva un carrello elevatore, quindi si lavora alacremente per consentire ai tifosi dell'Udinese di poter godere di questo impianto nei tempi previsti. Ci sono dei piccoli ritardi che, come abbiamo già detto in precedenti servizi, sono stati senza l'ausilio delle ruspe. Il cantiere va avanti, la curva nord è già a buon punto, ma adesso con una carrellata del nostro operatore Fabio Revez vi mostreremo a che punto è arrivata la struttura portante dello stadio, perché man mano che passano i giorni continuano ad essere aggiunti pezzi alla struttura. Stiamo vedendo la copertura che sta prendendo forma anche con il tetto oltre la struttura portante. Poi, continuando ancora verso i distinti, andiamo a vedere come i piloni abbiano già superato il centrocampo, ma anche la tribuna che sta prendendo forma ha già raggiunto il centrocampo, la metà del campo. Quindi si continua a lavorare. Proseguono i lavori allo stadio Friuli per la costruzione delle nuove tribune e nonostante siano giorni di festa ci sono comunque operai in cantiere per alcune opere che evidentemente possono essere realizzate in questo periodo.